Qui con Mister Napoli, dopo la vittoria dei suoi ragazzi contro l'Accademia Trapani, una grande prova più che di forza, direi di compostezza della Don Carlo Misilmeri, che ha saputo leggere ogni momento della gara, eccezione fatta per il calcio d'angolo al 94esimo, portando a casa 3 punti importanti, i primi della stagione. Sì, diciamo che questo è un campo abbastanza difficile e non era facile venire a fare punti già pronti via contro una squadra che gioca abbastanza bene e che è una squadra anche scorbutica da incontrare, e soprattutto noi che è sempre stata un po' la nostra bestia nera. Vincere mi gratifica soprattutto per questi ragazzi che stanno lavorando settimana per settimana, stanno crescendo. Come voi ben sapete è una squadra che abbiamo ricostruito quasi in tutti i componenti, in tutti i ruoli. Abbiamo riconfermato Andrea Di Salvo e Cosentino, e poi è tutta una squadra nuova. Piano piano stanno migliorando e piano piano si comincia a trovare quella che è un po' l'amalgama dei reparti e soprattutto di un gioco di squadra a 11. Oggi abbiamo fatto una grande partita, potevamo forse anche arrotondare il punteggio dopo il 2-0 anche a 3-0 più volte, siamo stati un po' egoisti sotto porta, lo dico perché le partite bisogna chiuderle, perché come tu ben sai, quando trovi squadre che sono anche ben attrezzate a riaprire il risultato nel 2-1 la lasci sospesa. La fortuna ha voluto che è successo gli ultimi 20 secondi in un calcio piazzato, forse in quel momento lì non eravamo ancora concentrati, riaprire, ripeto, la partita, una cosa è riaprirla al 95esimo quando mancano 20 secondi, una cosa se la riapri, se viene riaperta a 10 minuti alla fine, a 7 minuti alla fine, rischi anche di compromettere quello che è il risultato. Però guardo a quello che è stata la prestazione dei miei ragazzi, di sicuro chi mi conosce sa che partirò martedì al rientro dal gol preso e non da quello che abbiamo fatto di buono, perché ripeto, sotto porta dovevamo essere un po' più altruisti e soprattutto dovevamo essere ancora più cattivi, perché se la chiudi a 3-0 penso che hai chiuso la partita. Non chiudendola è avvenuto quello che è avvenuto, però va bene, sono contento per il risultato, perché vincere, ripeto, fuori casa e soprattutto contro una squadra soprattutto l'Accademia Trapani, che non è facile venire a fare il risultato qui in questo campo, mi gratifica tantissimo.